ma importante, che è la metanizzazione del gas. Possiamo dire che la classe dirigente di allora aveva un'idea di città, perché aveva anche un'idea del suo sviluppo. Faccio un esempio. La Bovisa era il quartiere tipico dell'industria milanese, finito sui grandi quadri del sublime Sironi che la decantava con le ciminiere, con il gasometro. Se uno oggi va alla Bovisa vede un quartiere completamente diverso. C'è la Triennale, c'è il Politecnico. Ecco, la decisione di portare il Politecnico alla Bovisa fu presa in quegli anni. Si comincia a parlare delle cosiddette aree dismesse. Una di queste è per esempio l'area della Pirelli. La Pirelli chiede all'amministrazione comunale di poter valorizzare un'area nella quale le tradizionali attività industriali saranno abbandonate. E il comune risponde positivamente dando nuove destinazioni a queste aree. Per esempio nel caso della Pirelli si prevede un polo tecnologico e poi naturalmente uffici e anche residenze. Gli anni '80 sono un decennio di grandi trasformazioni, di grandi progetti ed esperimenti, di grandi speranze che riguardano lo sviluppo della capitale economica del paese, divenuta anche la vetrina del Made in Italy, dei grandi stilisti. Una nuova Milano, capitale del design, della moda, del gusto e degli stili di vita, tanto che la stampa internazionale inizia in quegli anni a parlare di Milanese Touch. In Italia c'era sempre stata una tradizione di sartoria. Un conto avere dei bravi sarti o delle brave sarte e un conto invece essere il centro della moda. A questo punto le grandi riviste venivano a Milano a sapere come ci si vestiva. E in questo senso Milano è diventata la capitale internazionale della moda, è diventata totalmente internazionale. In quegli anni Milano ha cambiato l'immagine dell'Italia nel mondo. Un'Italia che veniva rappresentata da Der Spiegel a metà 76-77 con gli spaghetti alla P38, intesa come camorristi e magliari, vede la sua immagine cambiata completamente nel mondo grazie alla moda, che diventa la punta di diamante di tutto lo stile vita italiano. Anche dietro ai fenomeni della visibilità, come la moda, come la TV privata, quell'insieme che noi chiamiamo civiltà dell'immagine, c'è tutta un'altra grande storia, un'altra grande tradizione. C'è la città che lavora. La Milano degli anni '80 è l'espressione più alta del piacere di lavorare, dell'amore per il lavoro, della creatività e dell'innovazione. L'epopea dei grandi stilisti richiama nella città e nelle sue importanti fiere sempre più compratori e investitori esteri nel comparto della moda. Milano acquisisce sempre più importanza nel commercio internazionale, entrando in diretta concorrenza con Parigi e New York. Fiera Milano è un laboratorio di innovazioni, è il luogo in cui si realizzano e si presentano nuovi prodotti. Il Made in Italy trova nella Fiera di Milano segreterie organizzative, designer, organizzatori, buyer che li accompagnano nella penetrazione dei mercati internazionali.